Serie B-Win. Tutti i colori della passione. 35esima giornata del campionato di Serie B-Win. Allo stadio Bentegodi il Verona ospita il Bari. La squadra di Mandorlini è a caccia di un record tra i cadetti, la 12ª vittoria interna di fila. Giallo-blu senza gli squalificati Maietta e Scaglia. Nel 4-3-3 iniziale spazio in difesa per Ceccarelli e Pugliese. Modulo speculare per la formazione di Torrente che ritrova Caputo. Dopo 45 giorni di squalifica c'è Romizzi a centrocampo a sostituire lo squalificato Bogliasino. Dopo una conclusione sul fondo di Berrettoni, il Bari passa in vantaggio al minuto 12 con la pennellata su calcio di punizione di Andrea De Falco. La magia da parte del centrocampista biancorosso, arrivato in estate dal Chievo a scavalcare la barriera giallo-blu. Vantaggio Bari, quindi è quinta rete in campionato per De Falco. Non si fa attendere la reazione da parte del Verona, che si concretizza nel colpo di testa di Ceccarelli allontanato dalla manna, e poi sulla ribattuta tentata da Gomez c'è Crescenzi provvidenziale nel mettere il pallone in corner. Pareggio però soltanto rinviato, arriva al minuto 23 sulla punizione battuta da Jorginho. Gomez di testa fulmina i difensori biancorossi e piazza il pallone alle spalle di Lamanna. La rete dell'1-1, il 12° gol in campionato per l'attaccante argentino. Verona quindi che ritrova la parità e sull'1-1 si conclude il primo tempo. Nella ripresa parte benissimo il Verona con Mandorlini perplesso a bordo campo, non ha però motivo di esserlo perché la sua formazione parte benissimo. Dopo 2 minuti il cross di Pugliese, il colpo di testa di Gomez, il miracolo di Lamanna che tutto distinto riesce a deviare il pallone oltre la traversa, ma il prologo al raddoppio che arriva al 7° minuto quando Scavone trattiene per la maglia Ceccarelli. Non ha dubbi il direttore de gara Alejandro Di Paolo, che concede il calcio di rigore alla formazione di casa. Dal dischetto impeccabile Emanuele Berrettoni, portiere da una parte, pallone dall'altra. Completa la rimonta il Verona, il centro di Emanuele Berrettoni, il terzo in questo campionato, regala il 2-1 al Verona. Da questo momento soltanto una squadra in campo. 2 minuti dopo arriva anche il tris sul cross basso dalla destra di Gomez. È bravissimo Bjelanovic ad anticipare un disattento Borghese e a piazzare in porta la rete del 3-1. Il primo gol nel 2012 per Sasa Bjelanovic, che poi concede il bis. 2 minuti dopo ancora una volta si addormenta Borghese, bravissimo Bjelanovic a rubargli il tempo e poi a beffare Lamanna con un delizioso pallonetto mancino. Prima doppietta in questo torneo per l'attaccante croato, che sale così a quota 4 gol realizzati in questo torneo, e la rete del 4-1, quella che chiude praticamente in modo virtuale il match del Bentegodi. La reazione del Bari è tutta in questo tiro di Stoia nel tentativo di destro a giro sul palo lontano, ma la conclusione dell'esterno rumeno non trova fortuna. Dall'altro lato replica il Verona affidandosi ad Alfredson, recuperato per questa partita, tiro centrale che Lamanna respinge con i pugni. Ancora un'opportunità in contropiede per la squadra di Mandorlini con il neoentrato Ferrari. 1 contro 1 con Lamanna, è bravo però il portiere del Bari a chiudergli lo specchio, a deviare il pallone in fallo laterale. Ultima opportunità in pieno recupero con Alfredson in posizione centrale, apre a destra per Jorginho. C'è ancora una volta però il portiere biancorosso a chiudergli lo specchio. Il 4-1 del Verona sul Bari può decisamente bastare. Verona quindi che continua la sua marcia verso la Serie A diretta e ottiene il record centrando la 12ª vittoria interna di fila.